Pomeriggio bellunese per Roberto Vannacci, che tiene così a battesimo il gruppo cittadino dell'associazione Il Mondo al Contrario, ringraziando personalmente per l'invito Titti Monteleone, fondatrice del gruppo. Vannacci che si presenta da europarlamentare prima e da vice segretario della Lega poi, ma che non rinuncia al suo grado militare. Onorevoli a Bruxelles sono tutti, di generale ce n'è solo uno, quindi meglio generale. Da vice segretario del partito, in un territorio in cui si discute del futuro del presidente di regione più amato d'Italia, qual è Luca Zaia, inevitabile chiedergli un'opinione sul terzo mandato. Non sono né a favore né contro, io sono per il rispetto delle regole e quindi per me ce ne possono essere 20 di mandati e secondo me bisogna dare voce alla sovranità popolare che è quella che conta. Ma se qualche anno prima è stata fatta una regola per stabilire che 2 siano i mandati massimi, a quel punto la regola va rispettata. Se si vuole cambiare la regola, si cambia, assolutamente. Lei la cambierebbe? Però farlo sotto le elezioni sembra quasi un provvedimento ad personam. Intervistato sul Belvedere che si affaccia sul Piave, Vannacci, tornando a ragionare anche da militare, non si è fatto sfuggire l'occasione di citare il fiume sacro alla patria in tema di sicurezza. La sicurezza è un problema nazionale, nella maniera più assoluta, ma non la sicurezza nei confronti dell'ipotetica e fantasiosa invasione da parte dei russi. Peraltro qua vedo il Piave, ma non vedo soldati cosacchi abbeverare i loro cavalli nel Piave. Quindi la paura che i russi ci invadano è una fantasia di qualcuno, forse serve per rilanciare un piano industriale a favore della Germania. La sicurezza invece da noi è fatta dal numero di reati in continua crescita, soprattutto quelli rapitori, tipo i furti e le rapine, e guarda caso il 50% di questi reati è commesso dagli immigrati, che rappresentano l'8,5% della popolazione.